Amici sportivi, questa settimana il servizio highlights della prima squadra del Montecchio Maggiore è gentilmente offerto da Evocel e Mobius SRL che si trova in via Albertario 6365 Fano. Un grazie anche a Ferrotubi Spa con sede a Padova in via Lisbona 34 e anche a IVP SRL con sede Galliera Veneta Padova in via Po 1. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con mister Fabrizio Cacciatore. Fabrizio, direi una vittoria di sostanza, di cuore e di qualità. Sì, una bella vittoria, importante perché è uno scontro diretto per non andare ai play-out, quindi è una vittoria che ci dà morale. I ragazzi sono stati bravissimi perché oggi, a parte qualche rischio nel finale, qualche cross, qualche mischia, siamo stati perfetti. Peccato non averla chiusa, perché abbiamo avuto anche l'occasione per chiuderla più volte, però l'importante oggi erano i 3 punti. Assolutamente. Altro lato positivo, secondo clean sheet, 0 gol nelle ultime 2 partite, che era stato un po' il tallone d'Achille la difesa. Invece un plauso anche a questi ragazzi, anche perché davanti avevamo dei signori attaccanti. No, complimenti a tutti, io ripeto, quando non prendi gol sì, è sicuramente merito della difesa, ma è un merito di tutta la squadra, perché oggi tutti si sono sacrificati, soprattutto nel finale, per cercare di non prendere gol, e così è stato, quindi c'è da andare avanti così e basta. L'ultima domanda, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, qualche sofferenza magari di troppo di non aver segnato il secondo gol, che magari faceva anche a me per primo respirare un po' più tranquillo. Sì, l'unica cosa è quella, potevamo chiuderla, se la chiudevamo magari gli ultimi minuti si soffriva un po' meno, però diciamo il risultato è giusto, perché comunque il primo tempo abbiamo fatto un primo tempo importante, abbiamo giocato a calcio e abbiamo creato. Il secondo tempo abbiamo fatto la nostra gara cercando loro dovevano, diciamo, alzarsi un po' e avevamo avuto gli spazi per chiuderla. Non ci siamo riusciti, però l'importante erano i 3 punti. Al comunale Gino Cosaro di Montecchio Maggiore si affrontano le formazioni del Montecchio Maggiore e della Luparense, distanziate di un punto in classifica, 34 punti per il Montecchio, 35 per la Luparense. Maglia nera quest'oggi per il Montecchio Maggiore, rossa per la Luparense. Al 10° minuto, prima azione dubbia in area di rigore della Luparense, dove De Zen incrocia la corsa di Visinoni, il quale va a terra. Il direttore di gara indica, o meglio sembrerebbe indicare, il dischetto del rigore, invece poi si corregge e indica calcio di rinvio. Al minuto numero 20, azione pericolosa per il Montecchio Maggiore, lancio di Marin per Valenti, il quale dopo aver dribblato il proprio diretto avversario mette un pallone al centro, dove Penzo di testa conclude alto. Minuto numero 25, si rende pericolosa la Luparense con Vincenzo Calì, che mette a terra un bel pallone, dal lato sinistro lascia partire un tiro di poco fuori. Minuto numero 27, Nicolò Visinoni per il Montecchio lascia partire un tiro parato dall'estremo ospite. Al minuto numero 30, bella combinazione Manarin-Visinoni, quest'ultimo tira traversa, arriva Manarin che da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Minuto numero 31, tiro a giro di Buongiorno che esce di poco alla sinistra di Carraro. All'ultimo minuto, 44esimo, arriva il gol del Montecchio Maggiore con Penzo, bella azione sull'asse destro con Valenti che fa una bella sgroppata sulla destra, serve Visinoni che vede Penzo in mezzo, gli passa un delizioso passaggio e Penzo non deve fare altro che mettere in rete da pochi passi per l'1-0. Secondo tempo che si apre subito con un'azione pericolosa per il Montecchio, punizione di Valenti e rovesciata di Visinoni, il portiere si salva. Minuto numero 59, ancora Visinoni che serve Manarin, entra al limite dell'area e al momento del tiro viene fermato. Minuto 62, occasionissima per il Montecchio Maggiore con Valenti lanciato a rete
che al momento della conclusione però si fa ipnotizzare dal portiere della Luparense. Ancora Montecchio Maggiore che prova a spingere, mentre nella parte finale la Luparense cerca di serrare le fila e prima con Calì e poi con Denzen va vicina al gol e al 92esimo pericoloso traversone in area che termina fuori. Finisce così l'incontro con la vittoria del Montecchio Maggiore per 1-0 con la squadra di Cacciatore che raggiunge i 37 punti superando la Luparense che rimane a quota 35.